anche dell'impersonificazione, che posso dire di Totò, posso dire di Edoardo, dei grandi della canzone napoletana, perché poi tra l'altro è anche un cultore della canzone classica napoletana. Poi parleremo con lui, ci delizia lui per quello che poi c'è anche un segreto, non un segreto perché il grande pubblico lo sa, ma lo diciamo appena lui entra. Va bene, signore e signori, Salvatore Architravo, eccolo qui. Buonasera. Buonasera. Sì, questi elogi, non sapevo chi era Ciro. Dico la verità, come stai? Tutto bene? Tutto bene, mi fa sempre piacere Ma lo sa, essere piacere e onore mio. ospite, sempre in buona compagnia. Ci accomodiamo, Salvatore. Ci accomodiamo. Così ci degustiamo questa magica chiacchierata tra di noi. Sì. Allora, io dicevo una cosa importante, prima di arrivare poi a quello che è la tua arte, diciamo una piccola riflessione, una piccola verità per quello che riguarda il pubblico. Signore e signori, questa persona che vedete qui viaggia nella storia della musica napoletana, tu correggimi se io sbaglio, con le date, da circa 50 anni, o forse qualcosa in più. No, vabbè, viaggi in che senso? Viaggia attraverso... Chi è venuto prima di me, che viaggia da quasi 60. Da quasi 60. Signore e signori, lui è il nipote del maestro Mario Trevi. E poi c'è ovviamente Trevi, c'è tutta però è lui il capostipite della canzone napoletana, della famiglia Capozzi. E questo ci tenevo a dirlo, anzi io saluto tutta la tua famiglia e mi inchino dinanzi alla maestria, perché quando dici e nomini maestri del genere c'è bisogno di inchinare, e fa l'applauso di tutti noi, di tutto prima di tutto. Grazie mille. Ora andiamo, nipote d'arte, quindi non poteva essere un artista. Vabbè, non è detto, sennò i nipoti di Dante Alighieri stanno ancora a fare poesia oggi, quindi non è detto. Sì, diciamo nipote d'arte, però un altro tipo di arte. Quindi dove c'è emozione con la voce per il resto della mia famiglia, io cerco di darla un po' attraverso la matita e attraverso la fotografia, attraverso il video, diciamo è un'emozione senza voce, quella che cerco. L'emozione non ha voce. Si è emozionato pure l'emozione, non è una voce. Quindi io questa sera sono qui, anche se manco da un bel po', dai riflettori, devo dire la verità. Quindi ultima abbiamo fatto una cosa insieme, è stata proprio qui. Insieme, dedicata al Festival di Napoli, se non sbaglio, l'anno scorso, proprio su questa emittente. Siamo tornati a casa. Siamo fedeli sotto questo punto di vista. Davvero la tua arte, diciamo, è un'arte, ecco, come dicevamo, non è un'arte che va alla voce, no? Alla presenza vocale, quindi, però va all'arte della mano. Cioè tu la tua emozione la descrivi con la penna, sotto forma di disegno. Cerco di trasferirla su carta oppure sul digitale, perché ormai non c'è soltanto la carta, c'è anche il computer, la computer grafica, ormai si sbarria un po' con tutto, anche con Photoshop, per chi conosce il programma. E io sono qui per mostrare qualcosina, perché io di solito non so neanche cosa è, certo. Io non questo sono abituato. Dicevo, la cosa bella di questo programma, sapete, è come siamo tutti amici, no? Viviamo, e vedi, è stare nel salotto di casa nostra, quindi tra una chiacchierata, tra un caffè, però facciamo rivivere, cerchiamo almeno di far rivivere delle emozioni al pubblico che ci guarda da casa, quindi cerchiamo attraverso la canzone, il disegno, la vignetta, la poesia, insomma quello che può essere, la presentazione di un libro, quello che può essere. Io sono curiosa di vedere qualcosina. Noi ci proviamo. Vediamo, penso che c'è bisogno di qualche primo piano. Perché... Sì, la telecamera, ecco, man mano si avvicina a noi e guardiamo un attimo quello che può essere. Se vuoi, abbiamo il principe. Eccolo qui, bellissimo. Totò, il nostro Totò. Poi abbiamo un altro personaggio di Napoli
grande Bud famoso Spencer. in tutto il mondo, che purtroppo ci ha lasciato anche lui da poco, però rimarrà anche lui per le nuove generazioni per un bel po'. Bellissimo, grande Bud Spencer, devo dire che io poi da piccolo ero un appassionato proprio dei suoi film. E ma chi è che non era fan del Gigante Buono? Anzi, dicevo una cosa, volevo proprio fare un film con Bud Spencer. Poi alla fine della nostra comunque era un grande. Andiamo avanti con l'arte di Salvatore. E qui c'è la Abbiamo voce uno dei di protagonisti della stagione d'oro Napoli, il grande della Sergio canzone napoletana. Io mi fregio dell'onore e del piacere di essere amico delle figlie del maestro Bruni. Io saluto a Bruna, Adriana, anche alla nipote Eva, come a me mio nonno Trevi, e lei ha un nonno altrettanto particolare e grande. È vero, sono grandissime. Diciamo che noi attraverso l'Associazione Culturale di Sant'Angelo abbiamo omaggiato e onorato tante volte Sergio Bruno. E noi è proprio lì che ci siamo conosciuti. Ed è proprio lì che mi si è all'associazione dedicata al maestro Sergio Bruno. Poi ha partecipato anche Adriana Bruni in una manifestazione. Nel 2009? Nel lontano 2009-2010, perché nel 2009 a Villaric c'era pure il nonno e pure Bravo, là ci siamo incontrati, c'era anche la grande figlia Armando De Rosa, esatto, che io che saluto con tutto il cuore. Poi abbiamo, diciamo, l'antagonista storico di Sergio Bruni, lo chansonnier, eccolo, il maestro Roberto Murolo. Altra grande voce di Napoli. Ma tutto tale quale, vediamo. Questo è lo stile proprio veramente uguale. Questa è altra grande sono voce. Identici? Sì, sono proprio veramente, lui è eccezionale e poi è bello. Questo è un volto conosciuto. Qua arrivo anche me, quindi... Il grande Mario Trevi. Nonno Mario è sempre presente, non solo nel mio cuore ma anche nelle cose che faccio. Devo dire una cosa, a me piace una cosa, devo dire che quando proprio si conoscono dei grandi maestri, no? Racconto questa aneddoto, sapevo che poi è una cosa carina pure, no? Allora, quando noi conoscemmo Mario Trevi, che era proprio dove diceva Salvatore, lì a Villaricca, noi lo dico napoletanamente, ci mettiamo a rete a Salvatore perché ci stiamo scuola, no? Noi dice Salvatore, vai tu avanti perché comunque sei una figura storica della nostra canzone, noi dicevamo vai tu avanti, facci strada. Poi lui veramente un'umiltà che contraddistingue ovviamente i grandi artisti. Faceva la foto con noi, sì, io la conservo ancora quella foto. E tu la conservi ancora quella foto. E lì fu una cosa bella veramente. Andiamo avanti. Poi abbiamo un'altra icona, fa parte di un'altra generazione più vicina a noi, però se ne sente un bel po' la mancanza, anche perché da poco è stata dedicata anche una strada a Pino Daniele, quindi forse qua vorrei tirare un po' le orecchie, se me lo consenti, ma pigliare responsabilità all'amministrazione comunale, perché ci sono artisti che, come Sergio Bruni e Roberto Murolo e Carosone, che hanno avuto aspettare 10 anni per avere una strada. Pino Daniele l'ha avuto dopo 8 mesi dalla dipartita, questo non lo so se è proprio giusto, ma comunque l'arte è grande perché varia, non fa niente, è una piccola polemica che ho voluto fare. No. Devo dire una cosa, allora Napoli è una bella città, no? Allora io mi faccio portavoce, dico una cosa, perché è giusto che uno la dica questa cosa, no? Napoli è una bella città, ma lo dico anche da persona che tratta l'informazione dello spettacolo. Napoli è una bella città dove fortunatamente abbiamo ancora dei figli illustri della nostra Napoli, ancora fortunatamente, per altri 1000 anni in vita. Ok? Quindi parla di Mirna Doris, parla di Mario Trevi, parlo di, aiutami se sbaglio, Pino Morris, Pino Mauro, insomma tutte queste persone che si impegnano ancora per la Angela Luce, che si impegnano ancora per la canzone napoletana. Non aspettiamo 10 anni dalla morte per poter fare una cosa, facciamo una bella manifestazione quando sono in vita,
diamo una bella cosa alla città di Napoli, che è una cosa bella, pure tutti quanti insieme, ancora più bello. Il problema è, caro Giuseppe, come disse Totò, disse dopo la mia morte mi scopriranno un grande artista. È questo che sto dicendo, speriamo di no, voglio dire. È un problema. Io, ecco, sempre questo spero, dico, perché è bello avere questa cosa qui, che magari ce li godiamo ancora adesso, no? Sì. Io non voglio commemorare come poi è stato fatto, ecco, per il grande Merola, che le ci voleva un Merola Day al giorno, non ci voleva un Merola Day, sì. voglio dire, un paio d'anni prima della sua scomparsa. Va sempre alla scomparsa, vabbè, lasciamo perdere. No? Andiamo avanti. Andiamo avanti, a me. Poi abbiamo un altro figlio di Napoli che è metà napoletano e metà pugliese. Un aneddoto del maestro Muti che disse che la mamma volle partorire a Napoli perché disse si dice che sia Napoli un mondo di rispetto. Quindi questa è una bella cosa. Lo disse in un'intervista. Andiamo avanti sempre con... ma mi vuoi dare qualcosa a me? Te li mantengo io. Ecco qui, se no... Noi siamo tutti in diretta televisiva, amici, quindi... Abbiate pazienza. Fammi vedere qualcosa da vicino. Noi siamo tutti nel salotto, come diciamo, di casa nostra, quindi succede tutto rigorosamente in diretta. Allora, qui poi abbiamo il maestro Ennio Morricone che da poco ha festeggiato i 60 anni di carriera e per chi non lo sa, anche Morricone ha iniziato a Napoli al Giugno Canoro, dove il nonno presentava Mare Verde. Talmente era agli inizi della carriera che sul Sorrisi e Canzoni sbagliaino pure un nome di Ennio Morricone. Era il maestro più giovane della manifestazione, infatti aveva da poco 30 anni. E mo sciamalo capire innanzi a questo personaggio. Salvatore, tu che sei anche un cultore della canzone napoletana, no? Diceva una cosa un po' a Facebook, io mi informando da tu, dici ma ormai il San Carlo, San Carlo. C'è stato pure qualcuno di tua conoscenza? Sì, c'è stato anche uno di mia conoscenza, il nonno si è esibito a 18 anni al San Carlo. Quindi ha aperto proprio le danze della sua Però non stava solo lui, c'è stato pure Totò, c'era Vittorio De Sica, ci stava Nino Manfredi, ci stava Peter Van Wood. Diciamo che Napoli si scorda un po' della sua storia, poi quando accade che fanno degli spettacoli che non sono di musica lirica si scandalizza, invece già c'è stato nella storia, lo spettacolo si chiamava Bontà di Napoli, lo presentava Corrado, c'è stata anche Sofia Loren, noi dobbiamo cominciare a studiare un po' quello che Cassim, se no dire sono orgoglioso di essere napoletano, non te ne senti se non sai chi sia veramente. Bravo. Però vabbè, questo è sono un po' polemico, ma no, sta calmando un po'. A me mi piace, perché è verità, tu studi ed è giusto che la storia venga fuori, perché pure io, no? Allora io lo posso dire dando in diretta televisione, io pure io a novembre festeggio 30 anni, no? Allora, Scorpione, Giuseppe? No, Sagittario, 25 novembre. Allora, molte persone mi dicono... Faccio un mese di misaro per e facciamo una grande festa, pure a novembre, bravo, quindi siamo in tema. Sempre nel nostro salotto la facciamo. La cosa bella, sai, molte persone si meravigliano, dicono ma tu come fai a 30 anni, no, magari a sapere una cosa che è successo 50 anni fa. Uno, signori, si documenta, perciò a volte nascono anche le differenze, no, artistiche, proprio perché uno dice studia, allora perciò non è che un giornalista, un cantante, uno è più bravo dell'altro, ma c'è tanto studio dietro, c'è tanto sacrificio, perciò ci permettiamo di dire qualcosa, bisogna avere magari con un filo di polemica, che poi non è polemica, è semplicemente sapere e mettere in evidenza un qualcosa che forse uno si è dimenticato. A proposito, l'abbiamo nominato prima. Sua Maestà. Eccolo il caro maestro Merola. Grande Mario Merola.
Merola era un personaggio bello. Un grande della musica napoletana e della sceneggiata napoletana. Era un grande. La cosa bella, questa è una cosa bella. Sai, molte persone mi piace pure una cosa, no? Popolo che è? Popolo è Napoli. Napoli è unica. Non esiste un popolo di Furcello, popolo della Sanità, Vomero, Pignasecca, cioè Napoli è una sola, quindi allora, la cosa bella che è Merola, e tu mi insegni, no? Il mantello da Zappatura, da Casa Bianca. Caspita, nel 75. Quindi voglio dire, non era un personaggio, dicono personaggi del popolo, Merola è stata un artista che ha portato la musica napoletana nel mondo. È riuscito a portare un bagaglio culturale, la nostra scena. L'ha fatta girare, caspita, è riuscito a far uscire dai confini. Quindi dire popolo, non è vero, perché poi Merola sono pure l'avvocato, cioè, io faccio il giornalista, mi sento pure io. No. E non è dire magari quello è un artista del popolo, l'altro è un artista borghese, sono tutti artisti. Ma noi purtroppo partiamo con qualche pregiudizio, perché noi abbiamo fatto l'esempio di Merola, ma io ricordo anche che il nonno vedeva qualche pelliccia in sala, quindi significa che nel periodo delle sceneggiate stiamo parlando, ma anche quest'altro maestro qua, che abbiamo grande Pino Mauro, che saluto anche al maestro Mauro, che poi proprio con il maestro Mauro si era creata quella sorta di rivalità negli anni 70 tra, diciamo, lo scettro del re della sceneggiata, e poi il nonno, diciamo, si affiancava a loro due, come restava tutto e due il tuo carabiniere. Questa era una battuta, ovviamente, perché la sceneggiata di Mario Trevi si chiamava il tuo carabiniere, sì, è stata la prima sceneggiata, e il nonno fu il primo lo scritturò a Pino Mauro nel 72 come capocomico, e fece a sfide Pino Mauro nel 72, e poi nell'anno successivo il nonno ha fatto per la prima volta il primo attore. Questa è un po' di storia, vedi? È storia. A me mi piace Salvatore, che quando invita Salvatore ci fa anche un po' di storia di quella che è la canzone. Un po' di cultura della canzone napoletana. Dai sempre a me, non ti preoccupare. Poi andiamo di qua. Poi abbiamo altri due grandi. Abbiamo due grandi protagonisti del cinema, che anche loro non sono dimenticati, anzi se vai a Palermo, Franco Franchi sta a tutti i negozi, è un po' come Totò qua. Ed è un grande artista, e poi Franco Franchi, penso che sa, è il padrino di Francesco Merola, per questo che Francesco Merola si chiama Francesco, perché Mario disse sì, mo fu padrino al figlio, mo chiamo come a te, e non è una cosa che poi era anche grande amico del nonno Franco Franchi. Chissà dovessero essere immortali questi personaggi, ma lasciamo perdere. È vero. E poi abbiamo un'ultima cosa, che alla fine è sintetizzata un'espressione di Totò. Bella, complimenti. Io devo dire che è stata una bella e lunga chiacchierata. E la cosa bella è che quando io ti telefono, tu sei sempre disponibile. Mi fa piacere, sempre, so che era show napoletano, di tutte queste puntate tu non potevi mancare. Io sono onorato di aver fatto parte del... Perché noi festeggiamo voi. Potevamo non festeggiare senza gli amici, che poi, ecco, come dicevo, da 10 anni, sicuro uno non si sente tutti i giorni, però resta comunque in amicizia. Giustissimo. Cioè, con Salvatore abbiamo fatto battaglie nel Beneventano, poi mamma mia, Lino Capozza a Torropri, scusate pure così, zio Pasquale che saluto anche ad Oscar, poi l'altra volta in omaggiando Napoli e quant'altro. Quindi ne abbiamo fatte battaglie, ma siamo ancora qua lieti, orgogliosi e felici di stare qui. E festeggiamo una grande puntata, un grande anniversario. Signori, Salvatore, archibravo! Grazie mille, grazie.